che sono i punti principali, gli step principali del percorso partecipativo sul territorio, cioè che cosa ci aspettiamo da voi e dalle amministrazioni che vi hanno dato l'incarico appunto come facilitatori. Cercherò di essere molto breve perché poi magari riprenderemo questa parte anche la prossima settimana eventualmente. Dopodiché ci sarà l'intervento del professor Pellizzoni proprio sul tema della partecipazione. Poi faremo una pausa e al termine della pausa riprenderò io facendovi neanche un riepilogo, dandovi degli spunti sulle varie tecniche che vengono utilizzate nei processi partecipativi, una carrellata di tecniche. Come vedrete ce ne sono tantissime, io ne ho scelte alcune che servono un po' a aiutarvi, anche se volete inventarvi qualcosa di nuovo sul territorio e a capire un po' come funzionano questi processi partecipativi. Dunque, benissimo, anche perché ieri, come dicevo, abbiamo dovuto strozzare l'ultima parte, per cui alcune di queste cose le ho proprio dette in grande, per cui sì, ma rapidamente se rientri su alcune cose va benissimo, se le riprendi. Questa parte qui l'avevi dato già. Solo le avevo letto solo della normativa, il resto no. Dunque, allora, per quanto riguarda la scelta della Regione in tema di partecipazione, quello che bisogna specificare è che l'elaborazione congiunta del piano avviene con il Ministero, cioè la copianificazione vera e propria della Regione avviene con il Ministero. Però la Regione ha fatto un'altra scelta, che è quella appunto di coinvolgere le amministrazioni locali attraverso la raccolta di tutta una serie di dati e con il coinvolgimento della popolazione in quei comuni che hanno sottoscritto la convenzione. E c'è proprio un articolo, l'articolo 3 della legge regionale 27 del 2014, che dice elaborare il quadro conoscitivo e rappresentativo dei valori identitari del territorio mediante metodologie di pianificazione partecipata. Poi qua magari vi hanno già spiegato, la legge cita anche con l'elaborazione di mappe di comunità, ma la Regione non intendeva mappe di comunità come in realtà poi si sono sviluppate anche in Inghilterra, come sono state realizzate qua in Venezia e Giulia. Se poi ci sarà tempo magari approfondiremo anche questo argomento. E quindi noi nel processo partecipativo nei comuni non si arriverà alla mappa di comunità vera e propria, ma a una raccolta di dati che riguardano l'identità, dati rappresentativi dei valori identitari del territorio. Forse vi hanno già fatto vedere ieri questa mappa, questi sono i comuni convenzionati, come vedete insomma, la regione è abbastanza ben coperta, forse manca un po' la zona centrale, ma si provvederà alla raccolta di dati attraverso l'archivio partecipato online che vi verrà presentato sabato prossimo dal dottor Cadez nel dettaglio. E il coinvolgimento della comunità cosa significa? Innanzitutto raccogliere la conoscenza del territorio, ma anche creare consapevolezza nel territorio di quello che è il proprio valore, no? Il valore del proprio territorio. E nello stesso tempo quello che noi chiediamo in particolare è da parte della comunità il riconoscimento dei valori, delle situazioni, quindi delle situazioni di valore dal punto di vista paesaggistico, ma anche gli elementi di degrado, di rischi, di buone e di cattive pratiche. E questo è quello che noi chiediamo di raccogliere sul territorio, poi vedremo come. Il processo partecipativo è stato strutturato in una fase informativa unidirezionale, cioè la regione dà le informazioni, e in una fase di consultazione e di ascolto. Non si tratta, è scritto e noi l'abbiamo detto in tutte le occasioni pubbliche in cui siamo andati, per cui questo è anche un concetto che vi chiedo di tenere a mente, perché sicuramente sul vostro territorio ci sarà qualcuno che vi chiederà questa cosa. Non si tratta di partecipazione decisionale, cioè
di copianificazione. Non è che la popolazione viene messa allo stesso tavolo con la regione per copianificare assieme, è un altro livello, no? Cioè si raccolgono le informazioni, poi vengono elaborate ed è la regione che decide cosa fare di queste informazioni. Questo deve essere molto chiaro per non creare delle aspettative che poi non possono essere chiaramente realizzate, insomma, no? Perché qualcuno vi dirà, ma tutto questo materiale, cioè se io faccio la mia segnalazione me la ritrovo poi puntualmente nel piano del paesaggio? No, perché raccogliamo tutto, verrà rielaborato e poi la regione prenderà le sue decisioni come ha deciso di fare. Gli aspetti da sottolineare sono che i percorsi non sono predeterminati. Noi, su incarico della regione, abbiamo ipotizzato uno standard minimo di partecipazione, questo perché, come avete visto, i comuni vanno dalla montagna al mare, da est a ovest, e quindi c'è una diversità territoriale, una diversità che riguarda proprio anche le comunità nei loro aspetti identitari, insomma, quindi sono territori molto diversi tra loro, e quindi abbiamo pensato a uno standard minimo. Ma questo non significa che non si possa fare qualcosa di altro, qualcosa di diverso, qualcosa di più. Ecco, magari non fate qualcosa di meno, che già così è poco, però tutte le nuove idee, se avete voglia di sperimentare nuove cose, ben venga. Sì, l'archivio partecipato online, che come vi dicevo verrà presentato sabato prossimo, che è aperto a tutti i cittadini della regione, anche nei comuni che non hanno sottoscritto la convenzione. Quindi la regione provvederà attraverso un piano di comunicazione a divulgare appunto l'informazione in modo che tutti i cittadini possano partecipare. A voi sui vostri territori viene chiesto, assieme all'amministrazione comunale, quindi convocando con il comune che vi ha dato l'incarico, di cercare di diffondere il più possibile l'informazione dell'esistenza di questo archivio partecipato, in modo che tutti i cittadini possano andare a fare la propria segnalazione. Come vedremo poi, per chi non potrà farlo, cioè, penso alla persona magari che non ha dimestichezza con il computer, abbiamo pensato un momento, insomma, da dedicare anche a queste persone. L'importanza e l'urgenza dell'informazione efficace e capillare è una cosa che spetta soprattutto alle amministrazioni comunali che hanno sottoscritto la convenzione. Chiaramente vi chiediamo di stimolare un po' queste amministrazioni affinché diffondano attraverso il sito, attraverso il giornalino, attraverso Facebook, ogni comune magari ha i suoi canali, di diffondere il più possibile le informazioni relative al processo partecipativo del piano. La fase informativa, come vi dicevo, quella unidirezionale, è costituita da un sito internet della regione su cui è caricato moltissimo materiale che potete scaricare, e potete invitare anche le persone che poi parteciperanno al gruppo di lavoro, che parteciperanno ai tavoli, ad andare sul sito della regione e scaricare materiale. C'è materiale tecnico, ad esempio tutto quello che riguarda la VAS, la valutazione ambientale strategica, però ci sono anche gli interventi che sono stati fatti negli workshop che si sono realizzati su tutto il territorio regionale, e quindi insomma si può scaricare diverso materiale. Ciclo di incontri informativi tematici, workshop appunto, che si sono svolti, adesso si sono conclusi, sono partiti la scorsa primavera e ce ne sono stati 11 in tutto. In realtà questi workshop erano rivolti soprattutto ad un pubblico tecnico, non erano rivolti tanto alla popolazione ma a amministratori tecnici comunali, provinciali, eccetera, eccetera, insomma, a associazioni di varia natura, poi a un certo target. La newsletter, che si spera insomma parta presto, che avrà una cadenza bimestrale, che verrà inviata direttamente dalla segreteria dell'assessore Santoro,
ci sarà la possibilità di iscriversi e di riceverla appunto attraverso la mail. Le pubblicazioni, è già stato, e ieri è stato consegnato credo il primo quaderno che è stato pubblicato, è in fase di elaborazione il secondo quaderno che riguarderà in particolare gli interventi dei primi 5 workshop, e il tema principale è la vestizione dei vincoli, quindi un tema abbastanza tecnico. Sono previste altre 3 pubblicazioni, un'altra pubblicazione sul secondo ciclo di workshop, una pubblicazione sui beni culturali e una pubblicazione invece generale di carattere divulgativo che raccoglie un po' tutto. Tutte queste pubblicazioni verranno poi diffuse in vario modo, e due quaderni, 2 pubblicazioni vengono portate anche in ogni singola amministrazione comunale che ha sottoscritto la convenzione. Il vademecum del percorso partecipativo, che è quello che vi è stato dato ieri. Ecco, qui la fase di consultazione è quella che vi riguarda nello specifico. E come vi dicevo prima, uno standard minimo di partecipazione. Allora, come prima cosa abbiamo fatto degli incontri nei vari comuni o in comuni in forma associata sul territorio per raccontare questo che vi sto raccontando adesso. E non tutti i comuni hanno ancora avuto questi momenti di diffusione, di incontro pubblico, di diffusione di questa informazione, e quindi insomma provvederemo, penso a gennaio ormai, fare gli ultimi incontri. L'individuazione del facilitatore, che appunto è stata fatta dalle amministrazioni, la formazione del facilitatore, che è quello che stiamo facendo, l'individuazione di un gruppo di lavoro. Le amministrazioni comunali sono state incaricate, ma chiaramente anche voi, è giusto che diate la vostra opinione, che insomma interveniate in questa fase, cioè nell'individuazione di un gruppo di lavoro locale, 5, 4, 3, quello che insomma si riesce a raccogliere, persone, volontari del luogo, esperti, l'esperto di botanica, l'esperto di storia locale, l'appassionato di, non so, di qualcosa che riguarda appunto il territorio, e che vi aiuti, che vi dia una mano nel portare avanti questo percorso partecipativo, perché chiaramente avete bisogno, oltre all'amministrazione comunale che vi darà una mano, e avete bisogno anche di altre persone che vi aiutino nell'organizzare i tavoli, nel predisporre e nell'aprire il punto del paesaggio che vedremo poi, e con queste persone voi dovete lavorare, interfacciarvi, organizzare i momenti partecipativi e coinvolgerli anche e soprattutto nel promuovere, no? Nel diffondere le informazioni che riguardano il processo. Il coinvolgimento delle scuole, abbiamo pensato anche a questo momento insomma, di coinvolgimento delle scuole attraverso una scheda, un questionario molto molto semplice, che voi assieme al gruppo di lavoro dovete portare nelle scuole. Le scuole sono già state quasi tutte avvisate, sanno già di questo, quindi non dovreste trovare nessun tipo di ostacolo, e nelle classi quarta e quinte delle primarie, nelle scuole secondarie di primo grado, quindi quarta e quinta delle elementari e le medie praticamente. Una scheda la lasciate lì, poi dovrebbero gli insegnanti pensare a appunto darla agli alunni, i quali la portano a casa, insieme alla famiglia la elaborano, quindi noi abbiamo pensato anche al fatto che fosse la famiglia a elaborare questa scheda, perché ci fosse un momento di discussione su quali sono i valori del territorio, cioè che cos'è per te così importante del tuo territorio, che non può essere modificato, che rappresenta il tuo territorio, no? Si parla di valori non negoziabili, di aspetti non negoziabili, cioè quello che assolutamente non deve essere toccato perché è rappresentativo del luogo in cui io vivo e dell'identità, no? della mia comunità anche. E
e anche gli elementi negativi, quelli di degrado che vi dicevo prima, no? Cioè, cos'è brutto? Cosa sono quegli elementi che hanno in qualche modo rovinato o che non rappresentano questo territorio, che sono stati realizzati nel corso degli anni ma che veramente non c'entrano nulla, no? E si può pensare anche di modificare, magari dove è possibile, ma che comunque restano come una traccia di qualcosa che nel futuro non dovrebbe essere rifatta. Quindi voi porterete le schede nelle scuole e dopo un tot di tempo, dopo 20 giorni circa, così vi chiediamo di tornare a riprenderle. Chiaramente già sappiamo che se torneranno il 20-30% siamo già fortunati, cioè è impensabile che tornino tutte, questo l'abbiamo già calcolato, ma funziona così, quindi non fatevi il sangue amaro, ecco, se poi voi consegnate, non so, 1000, 1500 o anche meno schede, ve ne tornano 100, 200, insomma, siamo già fortunati se tornano quelle. E la fase di sensibilizzazione e informazione dei cittadini, come vi dicevo, spetta molto all'amministrazione comunale, ma voi dovete fare da stimolo all'amministrazione comunale, quindi dovete spronare un po', perché comunque i sindaci e gli assessori sono sempre presi da 1000 cose e quindi dovete ricordargli, magari pubblica quella cosa sul sito che è importante, cioè di che ci sarà il tavolo partecipativo, che ci sarà il punto del paesaggio aperto dalla... scrivilo sul giornalino, no? Cioè fare un po' da sprone su queste cose. I tavoli di confronto con i testimoni qualificati cittadini. Ecco, questo è il momento clou del processo partecipativo e che proprio è il momento in cui voi siete i protagonisti. Poi venerdì prossimo vi verranno date tutte quelle informazioni di carattere pratico su come gestire un tavolo, su come organizzare, come gestire un tavolo, cioè quali competenze dovete mettere in atto, come vi dovete comportare anche, no? Perché ci sono delle regole che un facilitatore deve seguire, ma questo lo vedremo appunto la prossima volta. Allora, il tavolo, avremmo pensato sarebbe opportuno che in ogni territorio organizzasse almeno 2 tavoli, cioè 2 momenti di confronto. A distanza di un mese e mezzo l'uno dall'altro. In questo tavolo si discute, si raccolgono le informazioni. Venerdì prossimo vedremo nel dettaglio anche questo, quindi vi darò tutte le informazioni su come fare. E si raccolgono le informazioni relative agli aspetti di valore e agli aspetti di degrado, ma in particolare rispetto al segnalatore online, dove ogni singolo cittadino può andare lì a cliccare e mettere il suo, quello che lui ritiene, insomma, l'aspetto di valore e di degrado singolarmente, che funzione ha il tavolo? Intanto quello di mettere una serie di attori seduti appunto intorno a un tavolo, comunque a ragionare su determinati elementi del territorio. Ragionare singolarmente è una cosa, ragionare in gruppo è un'altra, perché quando si ragiona in gruppo ci si scambiano idee, opinioni, emergono punti di vista diversi e quindi anche la propria opinione si modifica, può essere che si modifichi nel corso della discussione e quindi emergono cose nuove, cose diverse rispetto a quello che potrebbero emergere dalla singola persona. Oltre appunto, come vi dicevo prima, agli aspetti di valore e di degrado, chiediamo ai partecipanti anche di immaginare uno scenario futuro, cioè come vorresti che fossero le valli del Natisone fra 20 anni, o come vorresti che fosse il tuo paese, dipende poi a che livello di scala si lavora, perché ci sono delle realtà come la comunità montana della Cagna che lavorerà a livello di vallata, quindi chiaramente il ragionamento va fatto non per singolo comune ma per di vallata, così anche come per le valli del Natisone che ragioneranno per gruppi di comuni, quindi il ragionamento va fatto per una scala più ampia, dove c'è il singolo comune si ragiona a livello di singolo comune.
Cioè, lo scenario futuro, come ti immagini, gli aspetti positivi, no? del paesaggio. Una volta immaginato questo scenario positivo, chiediamo ai partecipanti di individuare alcune azioni. Potrebbero emergere, non so, 5 azioni, 5-6 azioni per realizzare questo scenario futuro, e poi chiederemo di dare delle priorità a queste azioni, cioè quali sono prioritarie in una scala. Come vi dicevo, tutto questo vi verrà spiegato nel dettaglio venerdì prossimo. Tutto questo materiale nato dal primo tavolo viene trascritto, viene realizzato un report da voi, dovete realizzare un report. Venerdì prossimo vi daremo anche le indicazioni di come fare questo report, che ridarrete ai partecipanti, quali ci pensano sopra, magari discutono a casa con gli altri, eccetera, eccetera. Si ritorna per il secondo tavolo e si rimette in discussione questi elementi. Nulla vieta di allargare anche la scala, nel senso che nei comuni in cui nel primo tavolo si è lavorato a livello comunale, di ampliare anche un po' la visione, quindi magari di lavorare a livello di area. Poi concorderemo assieme a che livello, perché comunque voi durante questo lavoro che farete ci interfacceremo, e quindi dubbi, questioni, siamo qua per quello, no? Perché appunto essendo le realtà completamente diverse è chiaro che ci saranno esigenze diverse, e noi siamo qua appunto per darvi anche supporto per questo. Tutto questo materiale verrà poi raccolto dall'università ed elaborato. Il punto del paesaggio. Come vi dicevo prima, per chi non ha la possibilità né di partecipare ai tavoli perché non vuole, perché non può, per diverse ragioni, abbiamo pensato di creare un punto del paesaggio, cioè abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di individuare un luogo, che può essere la biblioteca, la sala delle associazioni, insomma un luogo aperto una volta alla settimana, magari per 3 settimane consecutive o una volta al mese per più mesi, insomma qua lasciamo libertà a voi e alle amministrazioni di decidere quale sia la formula migliore. Aperto in orario mattutino e serale, o solo serale, anche qui dipende dalla realtà, dalla necessità, potrebbe essere aperto dalle 5 alle 9 la sera, cioè quando le persone finiscono di lavorare, o magari la mattina, quando le signore vanno, non so, quelle che sono a casa, vanno a fare la spesa, che si muovono in paese. Bisogna cercare di catturare queste persone affinché vengano nel punto del paesaggio a esprimere, no? A raccontare, cioè a dire la loro opinione relativamente agli aspetti di valore o di degrado, cioè cos'è bello, che cos'è brutto, ma potete anche aiutare quelle persone che non hanno le competenze per andare sull'archivio partecipato online a compilarlo, quindi lo compilate voi per loro praticamente, no? Date supporto, loro vi dicono che cosa mettere e voi o il gruppo di lavoro che vi darà una mano, i volontari, insomma aiuterete queste persone a compilare le schede dell'archivio online. Nel punto del paesaggio, e anche qua l'informazione è importante, quindi lo ripeterò 150.000 volte credo nel corso di queste giornate, spingere le amministrazioni a informare i cittadini. Nel punto del paesaggio la regione vorrebbe che i cittadini anche portassero del materiale, vecchie cartoline, qualche vecchia pubblicazione, qualcosa che rappresenti il territorio e anche le modifiche che ci sono state, no? Nel corso degli anni. Abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di mettervi a disposizione una fotocopiatrice e uno scanner. Dove non c'è lo scanner, la fotocopiatrice, in modo da poter fotocopiare il materiale che vi viene portato e poi restituirlo chiaramente ai proprietari, perché generalmente questo materiale viene tenuto come delle reliquie, quindi è anche giusto insomma che venga restituito subito.
E questo è proprio stato chiesto dalla regione, cioè di raccogliere il più possibile materiale proveniente da quelli che sono gli archivi familiari, no? Poi se avete domande, appena finisco magari me le fate. Una volta finito il lavoro a livello comunale o di aggregazione di 2 o 3 comuni, chiediamo, ma qui comunque ci sarà un nostro supporto un po' più attivo, chiediamo di realizzare un tavolo congiunto per area, ossia un tavolo per la comunità montana del Carnia, un tavolo per tutte le varie zone, un tavolo per la convenzione delle città del vino, un tavolo per i comuni dell'Ostella, in base alla convenzione, no? L'ambito territoriale della convenzione, dove verranno chiamati quelli che hanno partecipato ai tavoli, quindi solo quelli che hanno partecipato ai tavoli, e verrà chiesto a loro di discutere ad un livello più alto, no? Di discutere gli elementi di valore e di disvalore ad un altro livello. Questo perché? Perché se io considero il mio comune, chiaramente do valore a determinati elementi o ritengo che siano elementi critici di disvalore determinati elementi. Ma se io ragiono ad un livello più alto di valle, di intera comunità, insomma di area vasta, chiaramente il punto di vista è diverso. Quello che ritengo magari fondamentale a livello comunale non lo è più ad un'area più vasta ed emergono altri elementi che sono invece più importanti per quell'area. Non so se mi sono spiegata. Come vi dicevo, alla fine di tutto questo lavoro, tutto questo materiale viene raccolto da noi, lo elaboriamo e lo restituiamo alla comunità locale in un momento pubblico, cioè verremo un evento pubblico per convenzione, e a raccontare quali sono i dati che sono emersi. Daremo spazio anche a voi per raccontare quali sono state magari gli elementi di criticità o perché si è arrivati a quella decisione. Quindi racconteremo alle comunità quello che è la sintesi del lavoro, eventualmente se emerge qualcosa di nuovo in quel momento possiamo anche accoglierlo e rivederlo. Dopodiché tutto questo materiale chiaramente finisce alla regione e in parte anche al gruppo di lavoro dell'università che sta lavorando sulle linee guida, sull'individuazione degli ambiti, per andare poi ad arricchire questi, come abbiamo già spiegato ieri, queste parti, no? Le linee guida e gli ambiti di paesaggio. Adesso che... Sì, qua qui c'è la mail a cui potete scrivere e il sito, il link del sito della regione dove trovate tutto il materiale che riguarda il piano del paesaggio. Se ci sono delle domande magari le vediamo adesso, così dopo diamo la parola. Sì. Io sono venuto 5 minuti in ritardo, per cui non si è detto l'arco temporale che si svolge in questa... Pensavo fosse stato già detto ieri. E tutto il percorso partecipativo deve concludersi assolutamente entro la primavera, cioè massimo aprile. Si deve arrivare all'elaborazione dei dati, alla presentazione, perché poi c'è tutta la fase chiaramente di elaborazione delle linee guida, eccetera, eccetera, quindi questi dati sono fondamentali per questo. Sì. Il gruppo di lavoro locale che tramite l'università viene individuato dall'amministrazione? Sì, dall'amministrazione locale, però chiaramente voi potete dare un contributo, nel senso che se voi conoscete delle persone, degli esperti, qualcuno che riteniate
ritenete importante coinvolgere perché possa darvi una mano veramente importante, ecco, e chiaramente condividetelo con gli amministratori. Quindi affiancano il facilitatore Sì, con i cittadini, con sì, perché ad esempio ipotizzando un punto del paesaggio aperto magari dalla mattina alla sera, cioè non è pensabile che voi stiate lì dalle 8 di mattina alle 9 la sera, potete turnarvi con queste persone o quando c'è da distribuire, che ne so, i volantini per sapere che c'è un tavolo o per qualsiasi cosa, insomma, queste persone vi danno una mano, ma anche per coinvolgere gli altri cittadini, no, nel percorso. Ci sono informazioni che sono verificate in previsioni ottimistiche, magari in comune ci troviamo a fare un incontro con 50 persone. Sì. Come viene gestita in questo caso tutta questa affluenza a livello poi Pratico. questo gruppo di politiche che siano Sì. tecnica poi per avere materialmente Chiaro. No, infatti, allora, a parte che la prossima volta vi do tutte queste informazioni tecniche, no? È chiaro che è pensabile gestire in un tavolo singolo 50 persone perché non ce la fate da soli, quindi troveremo una modalità, magari dividendo in 2 tavoli, in 2 momenti, queste persone. Perché un tavolo massimo deve avere 25 persone, ma proprio stirando, perché altrimenti diventa difficile la discussione. Quindi, com'è? Minimo? Solo facilitatore. Esatto. No, perché magari in alcuni comuni potrebbe esserci il problema opposto, no? La scarsa affluenza. Anche 2 persone vanno bene. Sì, grazie. Così breve e sembra quasi chiaro che anche il facilitatore, il gruppo di lavoro deve anche presupporre le risposte del pubblico, cioè deve, in così poco tempo è difficile fare un'indagine approfondita, anche questa qui semplice di raccogliere proprio. Beh, insomma, no, questo no, perché emergono cose incredibili dai tavoli, quindi presupporre la vedo un po'. Dai tavoli sì, ma però con i tuoi interessi, queste riunioni con la popolazione, insomma, no? È difficile, in così poco tempo si riesce a tirare fuori qualcosa. No, ci sono delle tecniche, poi vedremo esattamente come vi spiegherò proprio dal punto di vista tecnico come fare, perché c'è gente che studia da anni queste cose, appunto, cioè in breve tempo come raccogliere il maggior numero di informazioni e soprattutto fare in modo che a fine riunione chi ha partecipato sia soddisfatto perché ha detto ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa, abbiamo fatto qualcosa di concreto, non abbiamo fatto bla 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 come molto spesso succede, quindi tutte queste informazioni così precise un po' le capirete dopo quando vi parlerò delle tecniche, ma la prossima settimana entreremo proprio nel dettaglio di come fare. Altre questioni?